Bene, direi di iniziare. Buonasera a tutti, grazie della presenza. In questo periodo non è molto facile partecipare a dibattiti pubblici, per noi è importante che ci sia questa presenza. Vi presento subito, sono Gianni Bertelle, presidente della neonata associazione Comitato Feltre Castaldi, aderente al movimento nazionale Fare per fermare il declino, che dopo la riorganizzazione a livello nazionale e regionale con la nomina di nuovi organi direttivi si sta organizzando anche nelle varie aree territoriali attraverso la costituzione di comitati locali. Il nostro comitato, costituito solo da un paio di mesi, in forma di associazione, si propone come riferimento per tutta l'area del Feltrino. Il nostro intento è quello di perseguire una strada di sensibilizzazione verso un nuovo approccio alle scelte politiche, basato su criteri di maggior pragmatismo, trasparenza e onestà intellettuale, in un momento sempre più critico per le famiglie, i giovani e le imprese. Molte delle problematiche in discussione di temi rilevabili a livello nazionale sono declinabili anche nell'ambito locale, con caratteristiche ovviamente tipiche del contesto territoriale e socioculturale in cui noi viviamo. Basti pensare al rapporto tra pubblico e privato, al dibattito sempre vivo sui temi dell'acqua o del trasporto pubblico, temi cruciali per le nostre comunità, così come i temi relativi al lavoro, alla competitività, alla riorganizzazione degli enti locali, con il dibattito sempre vivo sul futuro della provincia. L'associazione e il movimento a cui essa si riferisce non perseguono la strada della posizione populista, siamo consapevoli che trattare certi temi, specialmente se delicati e sentiti a livello locale, è complesso, laborioso e richiede grande competenza. Da questa consapevolezza nasce la volontà di muoversi sostenendo le proprie posizioni non attraverso l'appoggio delle posizioni ideologiche o dell'essere contro, ma tramite l'analisi dei fatti, aprendo la discussione a chiunque possa fornire elementi oggettivi e utili al dibattito. L'associazione Feltre Castaldi intende promuovere occasioni di discussione, di dibattito su azioni e iniziative effettivamente attuabili nel breve e medio termine per contrastare la situazione economica e sociale attualmente presente, che tutti ben noi conosciamo e subiamo. L'iniziativa di questa sera è la prima di altre iniziative in cui si sta lavorando e tocca il tema del riassetto degli enti locali e del federalismo, parola fin troppo bistrattata a cui non si è ancora riusciti a dare un vero significato. Il tema del federalismo è stato ampiamente dibattuto in questi ultimi 20 anni, forse troppo, con declinazioni talvolta contrastanti e comunque sempre senza esplicitare concrete proposte di attuazione. Ciò ha portato allo svuotamento del significato di termini federalismo e riforma, termini che il cittadino, così come le categorie economiche, non riescono più ad associare ad un percorso di rinnovamento dello Stato e degli enti territoriali e ad una possibilità di inversione delle situazioni economiche e sociali di cui tutti stiamo subendo le conseguenze. Le reazioni viste negli ultimi mesi rispetto ad alcune proposte, certamente superficiali, di riorganizzazione amministrativa degli enti territoriali, sono state sempre orientate ad una posizione conservativa, nel momento in cui è invece diffusamente condivisa da cittadini e dal mondo economico l'esigenza di un reale cambiamento. Per questo noi vorremmo ripartire dall'ABC del federalismo per rianalizzarlo dalla base, comprenderlo attraverso l'utilizzo di esempi in cui esso è realtà e parallelamente poter valutare i suoi effetti positivi o magari anche i punti critici rispetto agli interessi locali di un territorio fragile e scarsamente rappresentato perché anche non densamente popolato. Coordinerà la serata con il ruolo di moderatore il giornalista dottor Maurizio Busata, che è qui alla mia sinistra, dopo un breve intervento contributo che vorrà dare ai nostri lavori, in particolare sul tema montagna e pianura, amministrare le diversità. Ringrazio l'amministrazione comunale che ci ha messo a disposizione questa preziosa sala, nonché tutti gli ospiti e la cittadinanza che con loro presenza dimostrano il particolare interesse sul tema che andiamo a trattare. Come comune ospitante vorremmo dare per un attimo subito come primo intervento la parola al sindaco di Feltre, Paolo Perezzin,
per un saluto, ma anche per un primo contributo sul tema, anche perché mi dicevano che poi aveva un'altra riunione in corso e non riesce a stare con noi tutta la serata. Abbiamo il piacere di avere con noi sul palco la presenza del dottor Giancarlo Pagliarini, che è della Fondazione Pagliarini, insieme alla dottoressa Chiara Battistoni, che faranno due relazioni, 40 minuti in tutto, quindi una cosa snella, uno sull'ABC del federalismo, l'altro su un esempio di attuazione. Modererà, come dicevo, il dottor Maurizio Busarda, poi è previsto subito dopo l'intervento del sindaco di Longarone, che è qui presente, e ringraziamo della sua presenza, Roberto Padrin, che ci farà un intervento proprio sulla situazione che stanno portando avanti riferita alla fusione dei comuni. Poi Diego Cason, sociologo, anche questo è un intervento per noi importante e tanto atteso, affronterà il problema dell'autonomia e responsabilità nella gestione delle risorse locali. Poi Luigi Grillo, che è il nostro presidente di Fare Veneto, nonché imprenditore, che è qui presente sulla mia sinistra, che affronterà il tema della società civile protagonista dello sviluppo delle riforme. Poi seguirà dibattito e le conclusioni. Io ho chiuso così, ho voluto scrivere queste due note per restare su tempi stretti, considerando l'economia dei tempi che abbiamo a disposizione.